Benvenuti all'appuntamento che precede in diretta il telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia dell'ingegnere Alessandro Albanese del Centro Studi Astronomici Antares, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi. Con l'ingegnere Albanese parleremo della presenza del Centro Studi per quanto riguarda le iniziative di Mare Nord-Est. Ce n'è una in programma stasera che, diciamo subito, dipenderà un po' da come si muove il tempo. Beh, come al solito, buongiorno a tutti i telespettatori e come al solito noi che siamo abituati a condurre osservazioni pubbliche, no? Noi del Centro Studi Astronomici Antares spesso e volentieri abbiamo queste iniziative e gli amici di Mare Nord-Est ci hanno invitati anche a questa edizione a tenere questa serata pubblica sul Molo Audace. Come al solito siamo legati un po' al meteo. Quindi non la diamo ancora per persa. Il meteo andrà in miglioramento, abbiamo delle speranze, ci diamo comunque un orizzonte di tempo, diciamo che alle 5:30, 6 decidiamo. Decidete. Che cosa, adesso mi toccherà usare, no, non uso il condizionale perché lo do per, di che cosa si tratta, che cosa succederà? Anche in questa edizione noi conduciamo una serata pubblica dal Molo Audace e questa è un'occasione più unica che rara per osservare il cielo da un ambiente fortemente inquinato come quello della città, inquinato dal punto di vista della luminosità, dell'inquinamento luminoso. Okay. Non è vero che non si può fare astronomia dai centri città, esistono degli oggetti che invece, non voglio dire che danno il meglio di sé, ma si possono osservare anche da luoghi fortemente inquinati dal punto di vista dell'illuminazione. Sono oggetti affascinanti. Noi con i nostri occhi elettronici, diciamo così, perché ormai l'astronomia anche amatoriale è diventata molto tecnologica, riusciamo a fare osservazioni anche di oggetti del cielo profondo. Quindi non solo oggetti molto luminosi come possono essere i pianeti, le stelle o gli ammassi di stelle, ma anche gli oggetti più tipicamente del cielo profondo, quindi le galassie e quant'altro. Che tipo, non se ne interrompo, che tipo di, chiamiamolo, disturbo può recare appunto l'inquinamento luminoso? Esatto, questa è una buona domanda. Noi siamo ospiti a Mare Nord-Est 2025, come ormai succede da 3 anni, per una specie di collegamento tra, non è una specie di collegamento, insomma, noi che osserviamo il cielo sappiamo che il cielo era il GPS dei navigatori di un tempo. Sì. Ovviamente non il cielo che possiamo adesso fruire nelle nostre città, era un cielo sgombro da qualsiasi tipo di illuminazione, okay. Quindi si riconoscevano le costellazioni, i vecchi navigatori, che non voglio dire antichi, fino al secolo scorso, un buon ufficiale di rotta o comunque un buon navigatore era in grado di riconoscere le costellazioni e le stelle più luminose dell'emisfero boreale. Quindi con queste ci si orientava. Noi perdiamo invece con l'inquinamento luminoso la capacità di distinguere le costellazioni. Un buon occhio allenato da un centro città di 100 anni fa riusciva a scorgere la stessa quantità di stelle che adesso invece osserviamo da una località montana. Quindi, capito. Quando andiamo in villeggiatura, in montagna, a 1000 metri di quota, sì. Diciamo quante stelle, ecco, questa quantità di stelle, se non ci fosse l'inquinamento luminoso, sarebbe visibile anche dalle nostre città. Insisto su questo perché poi vorrei proprio capire che cosa si intende proprio per inquinamento luminoso, perché
Però qui ci sono diverse definizioni. Per noi appassionati di osservazione del cielo, l'inquinamento luminoso è tutto. Okay. Esistono però anche delle situazioni per le quali le luci accese di notte sono completamente inutili, quindi sono rivolte verso l'alto oppure hanno una funzione soltanto di richiamare, no? Un luogo che esiste, penso ai fari sparati verso l'alto. Tutto questo, tutta questa energia luminosa viene spesso riflessa dall'umidità o dalla sottile coltre di nubi che anche se impercettibile fondamentalmente esiste e viene riflessa verso il basso. Questo fa una specie di è un ombrello, no? È una foschia all'osservazione. In montagna succede meno perché? Perché in montagna meno succede meno perché ci sono meno fonti meno fonti luminosi e quindi c'è anche una diminuzione di questo effetto specchio, no? Quindi per dire, non so, Trafalgar Square a Londra, Piccadilly Circus a Londra è il luogo, e Times Square a New York sono i luoghi peggiori dal punto di vista di... Ok, questo dovrebbe tenersi questa sera, forse l'ha detto? Dovrebbe tenersi questa sera a partire dalle 22, sul Molo Audace. Ovviamente noi siamo presenti a Mare Nord-Est 2025 con uno stand permanente. Venerdì. Ecco, volevo arrivare anche a questo, cioè non è solo questa sera. Cioè. Noi siamo presenti tutti questi 3 giorni della famosa Kermesse, con una mostra fotografica, con dei pannelli didattici, ci sono alcuni strumenti in esposizione, siamo a disposizione noi del centro studi per un piccolo momento divulgativo. Quest'anno vorremmo anche creare un gruppo giovani, quindi siamo fortemente interessati a chiunque appassionato di astronomia nelle diverse sfaccettature, quindi chi di fotografia, chi invece magari propriamente di osservazione visuale, può essere interessato insomma, a visitarci, ad unirsi alle nostre iniziative. Da quando esiste il centro? Ma il centro studi è una realtà relativamente recente, è nata sotto l'impulso del nostro presidente Stefano Schirinzi, che voleva creare una realtà un po' diversa dalle associazioni che esistono e che sono esistite. Noi ci proponiamo di approfondire argomenti specifici, quindi abbiamo diversi gruppi di lavoro che sono alla fine gruppi di appassionati. Quindi c'è chi si occupa dell'osservazione dei pianeti, chi invece è si occupa più specificatamente di fotografia astronomica e ci sono anche moltissimi appassionati che vengono semplicemente a seguire le osservazioni e a fare anche 4 chiacchiere un po' tolte dal solito. Come è cambiato la vostra passione? Cioè, ci sono, come posso dire, più strumenti a vostra disposizione, nel corso degli anni si è arricchita da questo punto di vista, oppure, e immagino anche che andrà ad arricchirsi sempre di più, però voglio dire, già rispetto a quando il gruppo è nato, immagino che sia cambiato qualcosa. Allora, noi tutti gli anni assistiamo a un incremento esponenziale della sensibilità dei sensori per fotografia. Questo lo vediamo anche non solo in campo astronomico, anche nel campo delle macchine fotografiche o dei telefonini cellulari. Se noi pensiamo alle fotocamere che abbiamo in tasca, sono in grado di, diciamo, catturare delle situazioni che fino a pochi anni prima sembravano impossibili. Questi sensori, accoppiati a una strumentazione ottica di media qualità, ma sempre amatoriale, iniziano a dare dei risultati sorprendenti. Infatti l'astronomia amatoriale è ritornata un po' di più, cioè un po' più protagonista rispetto a quando era, rispetto a solo qualche anno fa, proprio per diciamo, questa avanzata tecnologica
alla quale abbiamo assistito, quindi con strumenti amatoriali noi riusciamo a catturare delle immagini molto molto più dettagliate di quanto si riusciva a fare fino a pochi anni fa. Allora, gli strumenti scientifici che sono impegnati sulla ricerca scientifica a volte non hanno il tempo materiale di occuparsi di questioni ho capito, magari minori, ecco che entrano in campo invece gli astronomi amatoriali. Per quanto riguarda l'attività di Antares, è un'attività che va avanti tutto l'anno, ci sono degli appuntamenti, diciamo, ormai abbastanza topici che noi anche annunciamo, però voi vi riunite ogni settimana? Noi siamo una fucina di eventi, quindi se seguite la nostra pagina Facebook troverete ogni mese almeno un evento al quale partecipare. Tradizionali sono per esempio nel periodo estivo il 10 agosto, no? Il 10 di agosto o insomma lì, perché insomma bisogna essere la notte delle Perseidi che ha sempre un grosso successo di pubblico. Sempre nell'edizione di Mare Nord-Est, domenica mattina abbiamo un momento di laboratori didattici per i più piccoli. E come nelle scorse edizioni pensiamo di fare qualcosa di un po' diverso dal solito e quindi l'osservazione della stella a noi più vicina, che è il Sole. Però non voglio anticipare troppo per lasciare un po' di sorpresa a chi verrà a trovarci. Cosa volevo dire? Sì, c'è sempre attenzione per questi, diciamo così, per l'astronomia, no? Nel senso, magari uno potrebbe dire in alcuni anni ce n'è di più per tutta una serie di ragioni, magari posso supporre che le missioni lunari eccetera avevano dato un boom notevole, desumo che nel loro piccolo anche certe serie televisive forse nel passato avevano anche c'è sempre questa attenzione. Noi notiamo che l'attenzione per l'astronomia sicuramente in corrispondenza di eventi particolarmente notevoli aumenta, però abbiamo sempre un buon riscontro di pubblico, soprattutto del pubblico dei ragazzi più giovani. Questo credo sia la cosa più importante anche per voi, cioè nel senso gettare anche dei ponti intergenerazionali. Esatto, che restano forse più appassionati di noi adulti. Noi adulti siamo un po' abituati a quello che succede nel mondo. Chi si avvicina invece a questi orizzonti, no? Che sono poi molto distanti in età più giovane, no? Rimane spesso molto affascinato. Quindi noi abbiamo un sacco di soci molto giovani che su certi argomenti ne sanno quasi più di noi, che siamo più... Perché hanno poi una capacità di ricerca, di utilizzo del mezzo tecnologico che è... Senta, ha senso parlare di ricerca in astronomia? Nel senso, e se esiste, dove sta andando? Che cosa... Adesso esiste... Dico la prima cosa che mi viene in mente, ma perché è legata un po' all'attività didattica che faremo durante questa edizione di Mare Nord-Est. Noi siamo abituati a pensare alla marea astronomica come un fenomeno tipicamente terrestre, no? Abbiamo le alte e le basse maree, per cui noi le viviamo un po' così. Sì. Esistono effetti mareali nel Sistema Solare, su lune diverse, lune dei giganti gassosi come Giove e Saturno, che invece di produrre l'innalzamento e l'abbassamento delle acque producono dei fenomeni di calore interno, per cui abbiamo dei fenomeni geologici in alcune lune del Sistema Solare che sono accesi dalle forze mareali, e alcune di queste lune, proprio per il calore interno che generano questi attriti, che poi sono le forze mareali, possono contenere degli oceani sommersi. Quindi lune vicine a noi nel Sistema Solare contenenti oceani sommersi
E lo studio di queste lune attraverso le sonde spaziali ha dimostrato che all'interno di questi oceani sommersi e dei camini vulcanici sotto la superficie esistono i mattoni della vita. Quindi un campo di ricerca molto interessante e molto affascinante di questi anni è l'astrobiologia, la ricerca di mattoni della vita su altri mondi. Questo è possibile grazie al progresso tecnologico. Le sonde robotiche che vengono inviate su lune distanti, ma anche diciamo, l'acuirsi della sensibilità dei nostri sensori da terra che in certa misura contribuiscono all'analisi di queste. E questo è uno dei nuovi capitoli. Insomma. Questo è uno dei nuovi capitoli, a me personalmente è un capitolo che mi affascina. Per cui. Allora, dunque ricordiamo, questa sera alle 22, tempo permettendo, una locuzione che si deve utilizzare, in Mola Audace c'è questo evento del Centro Studi Astronomici Antares all'interno di Mare Nord-Est, però voi siete comunque anche sabato, domani e dopodomani presenti. Anche nella giornata di oggi siamo presenti con uno stand permanente. Domenica mattina laboratori didattici per i più giovani assieme a OGS, Museo dell'Antartide e ARPA Friuli Venezia Giulio, quindi una bella occasione per un po' di didattica dei più piccoli. Poi sul vostro sito c'è tutto quello che c'è da sapere per conoscervi meglio, mettersi in contatto e tutte queste cose. Grazie all'ingegnere Alessandro Albanese del Centro Studi Astronomici Antares per essere stato con noi, buon lavoro. E adesso noi andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Okay. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Svelate tutte le immagini che raccontano la storia della tanto discussa frattura alla vertebra toracica T2 di Liliana Resinovic, una lesione attribuibile a terzi in pieno contesto omicidario, secondo la relazione dell'antropologa forense Cristina Cattaneo. Ecco la frattura alla vertebra toracica T2 di Liliana Resinovic. La lesione che sta facendo tanto discutere potrebbe essere inserita nei quesiti da presentare al GIP per la richiesta di incidente probatorio, un elemento che figurerebbe come prova importante per contribuire alla ricerca della verità sulla morte della 63enne di Via Verrocchio. Non resta che analizzare la lesione attraverso la relazione medico-legale dell'antropologa forense Cristina Cattaneo. Nell'immagine di sinistra un dettaglio della rima di frattura, in quella a destra il risultato della TAC eseguita prima della seconda autopsia all'ospedale San Gerardo di Monza. Questa invece è l'immagine, con anche ricostruzione tridimensionale, della TAC fatta l'8 gennaio 2022 all'ospedale Maggiore di Trieste, 3 giorni prima che il tecnico di laboratorio Giacomo Molinari predisponesse il cadavere di Liliana sul tavolo per l'esame autoptico. Molinari nelle scorse settimane aveva confessato alla stampa che potrebbe aver provocato lui quella lesione con una manovra di iperestensione del collo di Liliana. Così invece dalla relazione Cattaneo. La presenza dell'intaccatura è stata rilevata anche sull'immagine TAC effettuata in seguito al ritrovamento del cadavere. Il rinvenimento dell'intaccatura sulla TAC supporta l'ipotesi che tale frattura fosse presente già al momento dell'esame. Ma la relazione va ancora più a fondo. Quanto osservato può rappresentare l'esito di un movimento di iperflessione o iperflessione combinata con forze di rotazione, come quelle che si possono realizzare nell'afferramento e trazione della testa, incluso il chokehold, manovra di afferramento da dietro con incavo dell'avambraccio dell'aggressore che avvolge il collo. È così che Liliana è stata uccisa, strangolata da dietro? Ancora dalla relazione a firma Cattaneo. Da dopo il ritrovamento del corpo non risultano esservi state manovre post-mortali tali da poter giustificare l'insorgenza della frattura. Inoltre, conclude il paragrafo della relazione, il corpo è stato semplicemente traslato su un sacco mortuario e lì rimasto fino all'esecuzione della TAC, dove la suddetta frattura era già percepibile. Dunque sorgono le domande.
Perché nella relazione della prima autopsia non viene indicata quella frattura già presente all'esame TAC? Perché Cattaneo invece la rileva? Perché il tecnico Molinari, dopo 3 anni dall'esame autoptico, invoca una sua probabile responsabilità? Si attendono risposte. Ladri in azione in via d'Albiano, rubato il fondo cassa della sartoria Luca, 2000 euro, la serranda del negozio non era stata chiusa. Hanno ancora paura i titolari della sartoria Luca in via d'Albiano 37. Ieri mattina la coppia di cinesi, al momento di aprire la serranda del negozio, ha notato subito il vetro rotto della porta d'ingresso. Poi hanno scoperto che mancava il fondo cassa, 2000 euro. A quel punto non hanno potuto fare altro che chiedere l'intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, poco a loro volta hanno potuto fare se non appunto rilevare l'entità del furto. Nessuna traccia utile ad una neppur parziale identificazione dei responsabili, nessuna telecamera di sicurezza all'interno del piccolo locale e i titolari non risultano essere assicurati contro un simile evento. I ladri hanno avuto gioco facile nel penetrare all'interno del locale, giacché la serranda esterna non era stata chiusa a chiave. La coppia, a Trieste da 10 anni, non ha dunque potuto fare altro che formalizzare la querela e rimettersi dietro il bancone fra aghi, fili, forbici e macchine da cucire per lavorare come se niente fosse successo. Pensavamo fosse un luogo sicuro, è l'unico commento che si riesce a strappar loro, ma a telecamera spenta. 54 milioni di ritorno economico per il territorio, 240 posti di lavoro stabili. Sono i numeri principali conseguenti alla stagione crocieristica 2024 a Trieste, snocciolati a Sveglia Trieste da Maurizio Bucci di Forza Italia. Chiedere a Maurizio Bucci di parlare di crociere equivale, si sa, ad invitarlo a nozze. L'ex assessore, oggi ospite di Sveglia Trieste, che per primo ebbe una delega al turismo, molto si è speso e molto continua a spendersi per le navi bianche. E strenuamente difende quella che per la città, con buona pace di qualcuno, è una risorsa economica e non da poco. Numeri alla mano. Stagione 2024, 540.000 passeggeri, 540.000 persone hanno visto la città di Trieste, 540.000 persone hanno passeggiato in Piazza Unità a gratis, cioè nessuno ha fatto un investimento economico per far venire tutte queste persone. Quanto ha reso la crocieristica, parliamo della stagione 2024, che può essere fotografata similmente nel 2025? 54 milioni, ripeto, 54 milioni lasciati in città. Praticamente oggi la crocieristica dà occupazione stabile, quindi non precarietà, 240 persone. Con l'indotto sforiamo i 400. Bucci ancora una volta però avverte: poco ci vuole perché tutto si ridimensioni. Per evitarlo indica una strada che deve essere intrapresa con solerzia e che di fatto deve coinvolgere 4 realtà del tessuto economico cittadino. Bisogna creare un'organizzazione che oggi manca. Un'organizzazione, un coordinamento tra chi? Comune di Trieste, Autorità Portuale, Regione e Terminal. Perché queste 4 realtà? Perché ognuno per propria competenza. L'organizzazione infrastrutturale, e qua entra in gioco il ruolo dell'Autorità Portuale e della Regione sotto il profilo dell'attività di finanziamenti. Terminal per organizzare o riorganizzare, migliorare i servizi al passeggero, ed il Comune di Trieste per l'attività di promozione. Allora, adesso abbiamo il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, c'è per noi l'ispettore Schillani. Buongiorno ispettore. Sì, buongiorno a lei, dottor Bosazzi, e a tutti i telespettatori. Cosa ci racconta per quanto riguarda traffico e viabilità? Allora, la mattinata è iniziata abbastanza movimentata, per evento è nato alcuni interventi unitamente ai vigili del fuoco per degli infissi pericolanti, zona tipo Piazza Sansovino, che ha causato qualche piccolo rallentamento. Naturalmente dopo la situazione via via si è normalizzata, attualmente il traffico è regolare, abbastanza scarso su tutta la rete viaria. L'intervento è nato, siamo adesso sul bivio d'H, c'è un sversamento di sostanza viscida, ho personale sul posto unitamente al personale dell'ANAS per la bonifica del tratto stradale interessato a questo sversamento, quindi potrebbe esserci dei rallentamenti in zona. Per il pomeriggio non ho manifestazioni che vadano a interessare la viabilità, invece questa sera
alle 19:45 c'è una processione religiosa da Piazzale Rosmini, e questa processione si snoderà lungo la via Combi, via De Amicis, via Muzio per entrare in Piazzale Rosmini. Dovrebbe tutto durare un'oretta circa, saremo naturalmente sul posto con il nostro personale per le deviazioni e far sì che tutto si svolga in sicurezza. Per quanto riguarda invece anticipo la giornata di domani mattina 2 manifestazioni, uno alle ore 10 in Parco di Membranza, una cerimonia, quindi potrebbe esserci dei rallentamenti nella zona San Giusto via Capitolina, e poi ricordo ancora che domani ci sarà il sabato ecologico, siamo in località Santa Croce nella sede della protezione civile, quindi fare attenzione a eventuali divieti e alle persone che si recano appunto in questa manifestazione. Altre cose al momento non da fornire, quindi restituirei le linee. Grazie Ispettore Schigliani, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei e una buona giornata a tutti i telespettatori. L'argomento della puntata di Ring questa sera a partire dalle 21:10 circa, la barcola del futuro fra baie e spiagge di Ciotoli, al centro appunto di questa puntata. Ci saranno Valentina Repini del Partito Democratico, Giorgio Sclip della lista Russo, Bruno Fuligno di Fratelli d'Italia e Laura Palutan della lista di Piazza. Si è aperta oggi la 14ª edizione di Mare Nord-Est, cuore della rassegna Piazza Unità, dove ci saranno conferenze e incontri con illustri ospiti del mondo della nautica, della ricerca, dell'esplorazione subacquea e dello sport. Apertura ufficiale della 14ª edizione di Mare Nord-Est con cerimonia nel Salone di rappresentanza delle regioni. Oggi al via le attività con il villaggio in Piazza Unità, dove si svolgerà la 3 giorni di rassegna con la partecipazione di numerosi ospiti, tutti collegati da un denominatore comune, l'amore per il mare. Fra diversi campi di competenza, da quello sportivo a quello culturale, dall'ambiente alla didattica, dai ricercatori agli esploratori, il mondo marino sarà spiegato in maniera approfondita, termine calzante in particolare quando si parlerà delle scoperte dell'habitat sottomarino. Poi tanta divulgazione con le scuole protagoniste nel giorno di inaugurazione, spettacoli, laboratori e uno spaccato sugli sport legati al mare. Gli ospiti che abbiamo quest'anno sono tutti ospiti di levatura internazionale, mondiale, ognuno dei quali sicuramente ha all'interno quella passione, quella determinazione, quella forza che noi nel nostro piccolo come Mare Nord-Est tentiamo di avere per sviluppare tutte quelle tematiche ambientali che abbiamo a cuore, quindi preservare il mare, ma interagire con esso in maniera tale da avvicinare i popoli, come per esempio attraverso la nuotata delle 3 nazioni, che secondo noi è un esempio bellissimo di cooperazione tra Italia, Slovenia e Croazia, e con un occhio particolare sul focus appunto che sono 3 nazioni, ognuno con la propria rappresentanza, con la propria maniera di essere, ma allo stesso tempo accomunate da un mare che è quello nord Adriatico che noi amiamo in maniera proprio preponderante. L'evento gode del supporto di moltissimi enti, in primis la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, l'Università, ma anche associazioni, forze armate e specialisti del mondo della subacquea, della fotografia e della ricerca, con impronta specifica di alcuni enti del territorio. Una rassegna sempre più ricca che abbraccerà un pubblico di tutte le età e che promuove un messaggio importantissimo: il rispetto del mare, dell'ambiente in generale, dei valori dello sport e dell'impegno sociale. Domani torna la raccolta alimentare promossa dalla Caritas diocesana a favore dell'Emporio della Solidarietà, il progetto attraverso il quale la Caritas si propone di dare sostegno alle famiglie che anche in città vivono in situazioni di difficoltà economiche. Per tutta la giornata ci si potrà recare nei punti vendita aderenti, facilmente riconoscibili grazie alle locandine ufficiali, e consegnare parte della propria spesa ai volontari e alle volontarie di Caritas diocesana e delle tante realtà coinvolte nell'organizzazione. Ogni persona potrà scegliere quali e quanti prodotti donare. Ora lo sport, sconfitta in gara 3 contro la Germani Brescia per la pallacanestro Trieste, il finale recita 70-80 sul campo neutro di Treviso, ma la formazione giuliana è stata avanti nel punteggio anche di 18 punti nel corso del match. Una sconfitta amarissima per una Trieste in testa anche di 18 punti nel corso del match, in cui il merito di Brescia è stato quello di far pagare ai biancorossi ogni singolo errore e ingenuità commessa nella seconda parte di gara. Il finale recita 70-80 e suona quasi come una mezza sentenza, con i biancoblù sul 2-1 nuovamente con il fattore campo nelle proprie mani. Dopo uno start difficile con i plavi Ivanovic e Bilan subito a segno, Trieste si affida a Ruzier che apre le danze con 2 triple che danno fiducia
fiducia ai biancorossi. Dai play triestino all'ala dell'Indiana McDermott, entrambi subito in campo vista l'assenza di Ross per il problema al polpaccio. Il tiratore centra due conclusioni pesanti che aprono il parziale di 11-0. La squadra di Christian, che moltiplica le rotazioni ottenendo un'intensità difensiva pazzesca da chiunque entri in campo, vola sul +10 con il semigancio di Candussi che chiude il quarto sul 23-11. La formazione di Poeta subisce una sorta di shock psicologico dalle due stoppate in serie di Kelly combinate all'aggressività offensiva di Brown, che mette 8 punti in un amen. Una zingarata in area di Ruzier segna il +18. Poi, quando Barnell e Kwonu entrano in partita, ci pensa un dominante Uthoff a mettere il fisico in marcatura e in attacco. La fisicità di Barnell porta il primo parziale positivo per i bianco-blu, con Trieste che chiude sul 41-29 a metà gara, registrando anche la prima schiacciata dell'anno di Valentine. Assurdo, invece, il rientro in campo nella ripresa. 6 liberi in un lampo, concessi e trasformati da Della Valle per l'ingenuità di Kelly e Ruzier. Poi la tripla di Rivers per il glaciale 9-0 di Brescia. La partita si riapre completamente e la difesa ospite cresce. Brown e Uthoff aiutano Trieste a resistere nel momento più difficile, ma Rivers risponde colpo su colpo e la tripla alla fil di sirena di Kwonu fissa il 56-57. Brescia nell'ultimo quarto tocca subito il +8 con Dur che prima confeziona un gioco da 3 punti, poi viene perso in alley-oop. Infine una palla persa sanguinosa consegna un lay-up facile a Ivanovic. I palloni gettati al vento iniziano a pesare, 16-6 il dato impietoso al termine per una Trieste che sembra buttar via la partita. Brown si erge a protagonista in un momento di totale blocco offensivo della squadra, ma gli ospiti sono bravi a capitalizzare il margine costruito e a servire Bilan. In un finale che potrebbe regalare ancora sorprese, gli arbitri affibbiano un tecnico e un'espulsione a Brown, rovinando un finale di match che avrebbe ancora potuto regalare delle sorprese. Gli allenatori Christian e Poeta, il centro Francesco Candussi e il GM di Trieste Mike Arcieri, le voci della sfida fra Brescia e Trieste appunto nel post partita. Yeah, tough second half for us. Definitely came out and set a tone to start the game off, which was an improvement from the other two games. Di sicuro un brutto secondo tempo per noi, di sicuro siamo partiti bene, settando il tono che volevamo nel primo quarto, che è un miglioramento rispetto alle prime due partite. 11 turnovers in the second half, 10 offensive rebounds in the third quarter. We just allowed them to take the momentum from us. Però 11 turnover nel secondo tempo, 10 rimbalzi offensivi concessi nel solo terzo quarto, abbiamo concesso di prendere l'inerzia della partita. I got a group of guys that are excited about playing a true home game and playing game 4 in Palazetto. Abbiamo però un gruppo di ragazzi che è molto contento di finalmente giocare a casa nel nostro palazzetto e ci contiamo. Onestamente abbiamo fatto secondo, terzo, soprattutto terzo e quarto quarto di altissimo livello difensivo. Sappiamo che la serie dipende dalla nostra difesa, quindi siamo partiti un po' spauriti perché il comeback loro della gara 2 ci aveva fatto male, un po' senza fiducia, però poi siamo stati bravissimi, abbiamo avuto una grande reazione d'orgoglio partendo dalla difesa, unendoci e a portare a casa una vittoria importantissima. La serie è molto lunga, giochiamo contro una grande squadra e testa alla prossima. Sentiamo il bisogno di tornare a casa, sentiamo il bisogno di abbracciare la nostra gente. 8-5 settimane molto dure, difficili, sempre in viaggio, sempre fuori casa e non è mai semplice. Ringrazio tutti quelli che sono venuti qua oggi, perché sono stati veramente tanti, hanno fatto sentire la loro presenza sia qui che a Verona nelle 2 giornate di squalifica del campo, quindi merito a loro, merito a chi ha fatto tutti questi chilometri per venire a sostenere la squadra, sicuramente però giocare a Valmauro è un'altra cosa. Per dire che possiamo tornare a casa e dobbiamo rimanere equilibrati, nel senso che questo succede nei playoffs. Allora abbiamo giocato un primo tempo molto bravo, stasera invece secondo tempo no. Allora torniamo, siamo equilibrati e dobbiamo giocare il nostro migliore pallacanestro e sicuramente con l'aiuto di 6.500 persone sarà una bella sera, speriamo. Dai campetti di calcio a 7 di Trieste allo Juventus Stadium, una formazione amatoriale triestina ha ottenuto il pass per le fasi finali di un torneo nazionale che rientra nel torneo Città di Trieste. Li abbiamo incontrati alla vigilia della partenza verso il Piemonte.
Una squadra amatoriale di calcio a 7 rappresenterà la città di Trieste nelle fasi nazionali della stessa disciplina che si giocano a Torino. Area Frutta, team consolidato che da anni partecipa al torneo Città di Trieste, sarà portatore della Labarda nel capoluogo piemontese con l'obiettivo di calcare lo Juventus Stadium nelle fasi finali di un torneo che vede 25 città italiane rappresentate da una formazione locale, primatista dei tornei cittadini che rientrano nel circuito. Un grandissimo onore, abbiamo costruito una squadra, insomma, con un gruppo molto affiatato e è una bellissima possibilità, insomma, andarci a giocare in nazionali e poi avere anche la possibilità di giocare in uno stadio come lo Juventus Stadium. Abbiamo un gruppo fatto di ragazzi forti, perché se si vince il campionato per 2 anni di fila vuol dire che abbiamo un tasso tecnico notevole e in più abbiamo costruito un gruppo anche al di fuori sicuramente anomalo per un calcio a 7 e poi queste trasferte, come è già successo anche l'anno scorso, ci unisce ancora di più e ci dà la possibilità di poter ambire a fare grandi cose anche in un panorama nazionale dove appunto non ci si conosce magari come nei tornei amatoriali in città, ed è sicuramente una vetrina importante per molti. Se non come l'anno scorso che si è classificata ai quarti di finale, siamo usciti ai quarti di finale, speriamo di fare meglio. Quest'anno conosciamo il torneo in un certo senso e sì, speriamo di migliorare un po' il posizionamento dell'anno scorso. A Trieste sono diversi i tornei di calcio a 7 che da anni permettono a tutti di poter giocare, divertirsi e competere a più livelli in uno sport sempre amato e che in tanti praticano anche dopo aver lasciato le categorie agonistiche. E in questo caso la trasferta nazionale riguarda la squadra che ottiene il miglior piazzamento nel torneo Città di Trieste. Sono estremamente orgoglioso di poter rappresentare con il torneo Città di Trieste la città di Trieste a quella che è una manifestazione sentita a livello amatoriale, calcio a 7, sentita in tutta Italia. Sono fiero e orgoglioso di questo. Ci fermiamo per la pubblicità, rimanete con noi, abbiamo ancora servizi, a fra poco. Entriamo in studio, sono state presentate le corse aggiuntive del Delfino Verde Muggia Trieste in orario serale che saranno in vigore dal 14 giugno al 14 settembre. Beh, devo dire un'enorme soddisfazione perché oltre al proficuo lavoro di squadra, perché ci siamo messi tutti veramente d'impegno, c'è una richiesta che dura da anni per quanto riguarda il prolungamento di queste corse, di questo servizio, che darà un'opportunità per vedere Muggia, per conoscere Muggia anche nelle ore serali. Una novità per l'estate attesa da anni è il potenziamento del servizio marittimo tra Trieste e Muggia con nuove corse anche in orario serale che saranno in vigore dal 14 giugno al 14 settembre e con la recente introduzione della nuova imbarcazione del Delfino Verde. Sono molto soddisfatto perché finalmente siamo riusciti a rispondere a una domanda che il Comune di Muggia ci chiede da molto tempo, quindi io ringrazio il Sindaco Polidori e il Vice Sindaco del Conte per questa loro richiesta. Finalmente riusciamo a offrire ai cittadini di Muggia, ma tutti i triestini, tutti i turisti, un servizio anche serale per Muggia, quindi abbiamo un servizio nuovo e importante che aiuterà il turismo, ma aiuterà anche poi i commercianti, i ristoratori della riviera muggesana per un servizio veramente molto richiesto e molto importante. 3 collegamenti in più alla sera da e per Trieste nei giorni festivi, 2 in quelli feriali, l'ultimo partirà da Muggia alle 22:50, un collegamento sempre più richiesto sia dai turisti che dai triestini e muggesani che scelgono la via del mare in alternativa all'automobile. Dare un'opportunità per esempio per venire a mangiare nei ristoranti di Muggia e tornare indietro con tutta calma e con tutta tranquillità e tornare a Trieste quindi magari avendo bevuto anche un bicchiere di vino, ecco, senza problemi, ma questo è veramente un servizio che secondo me darà anche dei bellissimi risultati. Prende sempre più forma lo spazio che all'esterno del Silos ospiterà il tendone del Cirque du Soleil. La struttura verrà montata fra un paio di settimane. Alle spalle mie e del presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco Grambassi, l'area dove il 7 di giugno inizieranno i lavori per il posizionamento degli chapiteaux di Cirque du Soleil. Ci siamo. Il 7 giugno verrà issato lo chapiteau, sarà un evento nell'evento chiaramente, parliamo di un tendone di 55 metri di diametro, di quasi 20 metri d'altezza. In questo momento stiamo preparando l'area,
un'area che ci è stata concessa da Coppa Alleanza 3.0 in accordo anche con il futuro acquirente dell'area, un'area sulla quale stiamo lavorando ormai da più di un mese per metterla in piano, e sarà così un prologo, quello del 7 di giugno, al grandissimo evento di apertura che sarà quello del 13 di giugno. È già possibile dire quante persone saranno a vario titolo coinvolte nello spettacolo? Certamente, allora ci sarà un numero di lavoratori variabile già da adesso, tra le 40 e le 300 persone nei momenti di picco. Un dato che posso dare in maniera molto serena è che soltanto la permanenza dei lavoratori del cirque, quindi le maestranze tecnici, soltanto maestranze tecniche e artistiche di cirque porteranno un valore aggiunto sul territorio di più di 600.000 euro. Ecco, questo per dare l'idea della dimensione e del numero di persone coinvolte. Sta già dando i primi risultati l'ingresso nel corpo municipale di Conan, il pastore belga Malinois, in servizio alla polizia locale di Trieste, che ha scovato sostanze stupefacenti nascoste in alcuni parchi cittadini. Sono una decina gli episodi di rintraccio di sostanze stupefacenti trovate occultate in alcuni parchi della città grazie al fiuto di Conan, l'unità cinofila in dotazione alla polizia locale di Trieste. Il servizio operativo da 3 settimane ha iniziato a produrre i primi effetti, non solo quello di deterrenza alla vista del cane, ma soprattutto quello di un lavoro di controllo del territorio che, sia per la verifica su persone che per il ritrovamento di involucri nascosti nei giardini, avvalora la decisione presa dal municipio nell'investire su un'unità fino ad oggi assente. Sono state 3 settimane in cui il cane ha fatto tantissime uscite. Ricordo che è aggregato al nucleo interventi speciali che si occupa proprio di contrasto al degrado urbano, ma è a disposizione di tutto il corpo di polizia locale della nostra città, e le uscite sono state concentrate sulle aree verdi e sui giardini. In alcuni casi sono state anche molto fruttuose e ci sono delle indagini in corso. Ho avuto modo di conoscere numerose aree verdi di Trieste, numerosi parchi, numerose zone scorci anche bellissimi della città, nei quali la presenza di Conan e del suo fiuto, che è per noi il talento che ci aiuta, abbiamo dato un primo segnale di presenza alla cittadinanza che ce l'ha riconosciuto. Infatti spesso vengo fermato perché è una novità e mi sembra ben accettata. Trieste così svela il suo lato nascosto, molte volte raccontato nelle cronache quotidiane, in questo caso è reso evidente dal setaccio urbano operato dal corpo municipale anche grazie al pastore belga Malinois. Alessandro, l'agente che conduce e cura il cane, ha anche raccontato gli aspetti relativi all'addestramento. Lui ha fatto una formazione sulle sostanze, è un cane da ricerca, abbiamo fatto un periodo a Padova presso la Global K9, è in servizio da 8 anni con l'amministrazione San Michele Tagliamento che mi ha dato questa possibilità, e per me ulteriore possibilità è stata accolta dall'amministrazione di Trieste, che ringrazio per la fiducia riposta nel binomio cane e conduttore, in quanto senza legame, senza affiatamento tra il mio collega a 4 zampe non ci sarebbero risultati. È tutto, vi ricordo l'appuntamento delle 17.55 con Trieste in diretta, 19.30 il telegiornale, 21.10 circa l'appuntamento con Ring. Buon pomeriggio, a più tardi.